Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Una lite per una ragazza si trasforma in un agguato a colpi di pistole, in manette un 19enne. Il procuratore di Gela Vella, troppo facile procurarsi le armi. In videochiamata dal carcere, polemica per il fermo immagine che ritrae uno degli autori della strage di Monreale che parla dalla cella con un amico. Scoperto ad Aci Sant'Antonio, nel Catanese, un deposito di auto rubate. I mezzi venivano smantellati per rivendere i pezzi al mercato nero. Etna, l'eruzione sembra diminuire, ma il vulcano continua ad attrarre turisti in alta quota. Nonostante la zona gialla, non tutti i comuni hanno ancora adottato le ordinanze che limitano l'accesso. Si avvicina la riapertura delle scuole con la campanella che in Sicilia suonerà il 15 settembre, ma i problemi rimangono quelli di sempre. Anche i rifiuti speciali ed Eternit fra le tonnellate di spazzatura in via Calliope a Catania. I cittadini esasperati chiedono l'intervento di Comune e Gema. Calcio, 6 gol all'esordio per il Catania che stravince con il Foggia. 6 marcatori diversi contro un avversario troppo debole. E ancora per il calcio, esordio con un pari per il Trapani a Casarano stasera alle 21 e Siracusa sul campo della Salernitana. Una lite per una ragazza, una rivalità tra adolescenti che si trasforma in un agguato a colpi di pistole. Il procuratore di Gela Vela parla di emergenza armi tra i giovani. Gerry Italia. Un pomeriggio d'estate, alla zona della villa comunale di Gela, una strada trafficata, è qui che il 16 di agosto un diverbio nato da questioni sentimentali degenera in un agguato di sangue. Secondo la ricostruzione della procura, il 19enne Samuele Romano avrebbe atteso insieme a un complice non ancora identificato il 42enne Emanuele Cauchi, tutte e due con il volto coperto da caschi. Un regolamento di conti, un alterco, il manganello che Cauchi porta con sé e subito dopo i colpi d'arma da fuoco, 5 in tutto, esplosi da una rivoltella. L'uomo viene raggiunto a una coscia all'addome e soltanto il caso evita la tragedia. Un pensionato di 75 anni che si trovava a pochi metri non viene colpito. Romano, incensurato, si consegnerà ai carabinieri solo dopo aver saputo che era ricercato. È in carcere accusato di tentato omicidio, lesioni gravi e porto abusivo d'arma. La pistola non è stata ancora trovata. Ma ciò che colpisce è l'allarme del procuratore capo di Gela Salvatore Vella, che sottolinea la pericolosa escalation di violenza tra i giovanissimi. Era già venuto fuori il fatto che a Gela circolassero troppe armi, anzi statisticamente probabilmente è veramente la città più armata d'Italia in relazione al numero di abitanti, facendo riferimento chiaramente ad armi illecitamente detenute. E le armi poi arrivato a un certo punto sparano e sta avvenendo questo, non è la prima volta che avvengono per questioni futili, tentati omicidi. In questo caso l'autore è un ragazzo di solo 19 anni che aveva la possibilità di avere nella sua disponibilità nel giro di pochissimo tempo un revolver che non ha esitato ad utilizzare in un agguato. Si cerca ancora il complice e l'arma e la sensazione che dietro a una rivalità adolescenziale si nasconda un fenomeno più grande, l'ombra crescente delle armi nelle mani dei giovanissimi. Circola sui social e fa discutere il fermo immagine di uno dei responsabili della strage di Monreale, Salvatore Caruso, in videochiamata dal carcere con un amico. Sentiamo Marco Gullà. Sorride, scherza, con un rosario al collo. Lui è Salvatore Calvaruso, il killer della strage di Monreale. In questo screenshot che circola in rete è in videochiamata con un amico del quartiere Zen. Si collega liberamente dal carcere e questo certifica ancora una volta la permeabilità dei nostri istituti penitenziari, dove ormai i telefonini entrano senza nessun controllo. La foto di Calvaruso, che ride in videochiamata, è stata divulgata da una pagina social che da mesi chiede giustizia sulla strage di Monreale. I commenti degli utenti sono durissimi. In carcere non devono esserci comodità, nessuna videochiamata, nessun beneficio. Chi uccide deve pagare fino in fondo, si legge. Oppure ci avete distrutto la vita e adesso ridete liberamente mentre fate le videochiamate. Ma lo Stato dov'è? Scrive un altro utente. Questo fermo immagine ha nuovamente acceso le polemiche mentre le indagini sul triplice omicidio del 27 aprile sono ancora in pieno svolgimento. Quella notte in via Benedetto d'Acquisto persero la vita Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo. A sparare, secondo la procura, furono Salvatore Calvaruso e Mattias Conti, mentre Samuel Acquisto, anche lui in carcere, li aspettava a bordo di una BMW nera, con cui poi fuggirono.
In provincia di Catania, ad Aci Sant'Antonio, è stata scoperta una centrale di auto rubate. I mezzi venivano smantellati e poi i pezzi rivenduti al mercato nero. Tonino De Mana. I carabinieri hanno arrestato un 33enne originario di Giarre per riciclaggio e ricettazione, scoprendo un deposito di mezzi rubati in un fondo agricolo non distante dal campo sportivo di Aci Sant'Antonio. L'area, già sequestrata lo scorso anno, era utilizzata per nascondere e smontare pezzi di auto, prevalentemente centraline e parti meccaniche, che poi venivano rivenduti al mercato nero. Il terreno, di proprietà di un 86enne denunciato in concorso, era nascosto dalla fitta vegetazione, chiuso da un grande cancello e da una recinzione che impediva di guardare all'interno. Durante il blitz, i militari dell'Arma hanno sorpreso il 33enne mentre smontava una Fiat 500L rubata alle Toianni, trovando altri mezzi già smontati fatti sparire tra Catania e Taormina. L'uomo è stato bloccato mentre tutta la zona è stata perlustrata per catalogare i mezzi presenti. L'area è stata posta sotto sequestro insieme ad un mezzo utilizzato per il trasporto dei pezzi e delle auto rubate. L'eruzione sull'Etna dà i primi segnali di affievolimento, ma il vulcano continua ad attrarre turisti in alta quota e nonostante la zona gialla non tutti i comuni hanno ancora adottato le ordinanze che limitano l'accesso. Luca Ciliberti. Le immagini in alta quota restituiscono tutta la spettacolarità dell'Etna. L'attività effusiva a 3.200 metri sul fianco meridionale del cratere di sud-est prosegue e alimenta un campo lavico articolato in più bracci che si propagano verso sud-ovest e sud. Il fronte più avanzato in direzione sud-ovest ha raggiunto quota 2.950 metri, il fronte più avanzato in direzione sud invece ha raggiunto una quota di 2.980 metri. Il flusso lavico emesso dalla bocca a 2.980 metri invece non è più alimentato ed è in raffreddamento, sintomo che il fenomeno è in esaurimento. Dal cratere di sud-est prosegue l'attività stromboliana con lieve emissioni di cenere che il vento ha spinto nella zona costiera tra Riposto e Torre Archirafi. L'Etna resta accessibile. Nei giorni scorsi il Dipartimento regionale di protezione civile ha emanato la zona gialla. Oltre una certa quota è possibile salire solo accompagnati da guide alpine o vulcanologiche. Le guide alpine e vulcanologiche dell'Etna hanno tracciato questo nuovo sentiero che gli permette di camminare con i turisti in assoluta sicurezza fuori dalle zone che costituiscono un pericolo per i turisti. Nelle ultime ore il parco dell'Etna ha richiamato al buonsenso tutti i comuni che ricadono nell'area sommitale del vulcano. Le ordinanze di divieto arrivano però a macchie di leopardo, generando confusione. Stiamo adeguando l'ordinanza per la fruizione dell'Etna alle ultime prescrizioni del Dipartimento di Protezione Civile. Preciso che a luglio con il sindaco di Licogrossa abbiamo chiesto un tavolo tecnico in riferimento all'organizzazione della ZPP al fine di migliorare la fruizione in sicurezza del vulcano. In quota il fenomeno resta costantemente monitorato dai ricercatori dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia dell'Osservatorio Etneo. L'Ocean Viking, la nave che ieri ha tratto in salvo 87 persone in acque internazionali davanti alla Libia, ora diretta a Siracusa, nuovo porto assegnato dalle autorità dopo che inizialmente gli era stato indicato Marina di Carrara a 1300 km di distanza. Ieri sera la ONG aveva denunciato di essere stata presa di mira dalla Guardia Costiera libica. Ci hanno sparato, hanno detto i responsabili, per 20 minuti consecutivi centinaia di pallottole. Parte la sfida all'elezione del segretario regionale di Forza Italia. Il coordinatore Marcello Caruso conferma la sua candidatura rivendicando i risultati raggiunti dal partito. Maglio Viola. Forza Italia si prepara alla grande sfida per la segreteria regionale del partito. È questo il vero scontro che si gioca in questi giorni fra gli azzurri. Le polemiche sulla candidatura di Giorgio Mulè alla presidenza della regione, che hanno irritato l'attuale governatore e candidato in pectore Renato Schifani, sono in realtà schermaglie in vista proprio di questa sfida. Nel 2026 infatti le realtà locali azzurre dovranno eleggere i propri coordinatori e in Sicilia questo apre all'emersione delle due fazioni in campo che si sconfrontano sotto banco da tempo, ma adesso emergono. Così da una parte c'è il presidente della regione Renato Schifani, sostenuto anche da deputati come Michele Mancuso, che governa il partito a Caltanissetta e che punta alla riconferma del suo uomo Marcello Caruso, attuale coordinatore azzurro nell'isola. Dall'altra parte c'è il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, l'eurodeputato Marco Falcone, ma anche il deputato nazionale Tommaso Calderone, solo per fare qualche nome noto. E questa è la vera sfida, quella per il governo del partito. Il resto lo si vedrà dopo, quando, eletto il segretario, gli equilibri interni
saranno definiti ed anche le attuali alleanze potrebbero cambiare. Intanto Mulè non molla e continua a stuzzicare Schifani. Il presidente della regione sarei io, lascia intendere raccontando come nel 2022 dovesse essere lui il candidato, ma la cosa non si fece perché non arrivò in tempo a spostare la residenza nell'isola. Una cosa sulla quale però è lo stesso Schifani a irriderlo, facendo riferimento all'esigenza di essere residente in Sicilia per candidarsi, proprio nella sua risposta di 2 giorni fa. Si avvicina la riapertura delle scuole con la campanella che in Sicilia suonerà il 15 settembre, ma i problemi rimangono quelli di sempre. Orazio Longo. 600 cattedre in meno, la riapertura della scuola si avvicina, il primo giorno è fissato in Sicilia per il 15 settembre, ma i vecchi e atavici problemi di organico e di organizzazione si ripresentano puntuali alla fine dell'estate, di ogni estate. Il mantra ormai è sempre quello, un'unica parola che non è merito, ricerca, sviluppo, sostegno, ma è tagli. Non solo nella nostra isola si intende, perché la questione è nazionale. Gli alunni diminuiscono, il deficit di natalità parla da solo e se in certe realtà le classi si possono formare è solo grazie alla presenza di popolazione residente non autoctona proveniente dall'Est Europa o dall'Africa. Ma alla diminuzione del numero dei nati e quindi degli alunni non corrisponde un'altrettanto diminuzione del numero di banchi nelle aule, che invece rimangono sempre numerose. Anziché potenziare l'istruzione, si decide di tagliare le cattedre e il personale ATA, accusano i sindacati, ingolfando le graduatorie, i concorsi, la qualità in senso ampio. Bisogna cambiare rotta immediatamente, ma affrontare subito il problema dei precari. Bisogna porre fine ai vari concorsi uno dopo l'altro, decidere una moratoria e nel frattempo assumere utilizzando il cosiddetto doppio canale, una parte dei concorsi, una parte delle graduatorie. È un'emergenza assoluta. Un'emergenza che riguarda anche la dispersione scolastica, che solo a Catania raggiunge il 25%, e la disastrosa situazione dell'edilizia scolastica in oltre il 50% degli istituti costruiti tra gli anni 50 e gli anni 90. A Catania un uomo ha dato fuoco all'abitazione della moglie dopo averla minacciata. La donna, riuscita a fuggire, ha dato l'allarme. Il violento, originario del Mauritius, è stato bloccato e arrestato dalla polizia nel quartiere Picanello a Catania. La donna, che ha denunciato il marito, ha raccontato di numerose altre aggressioni subite in precedenza. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa, torniamo dopo con altre notizie. Mega discarica in via Calliope a Catania, tra spazzatura, anche rifiuti speciali ed Eternit. Sentiamo Tonino De Mana. Tonnellate e tonnellate di spazzatura riversate sulla strada che pian piano diventa sempre più piccola, rendendo problematico il passaggio delle auto. Rifiuti speciali e non che vengono bruciati. Eternit, con le sue cancerogene fibre d'amianto, disseminato in ogni angolo. A Catania peggiora di ora in ora la situazione in via Calliope, ormai ridotta in una mega discarica e con il rischio incendi che toglie il sonno a residenti ed operatori commerciali di Fondo Romeo. Abbiamo fatto più di una segnalazione tutti i giorni da circa 3 anni, ma negli ultimi 6 mesi non si fa niente totale, si è bloccato tutto. Io la mattina bagno qui fuori per evitare che gli incendi entrino a casa mia. Rischio incendi, ma non solo. Da queste parti il vero incubo è la spazzatura. Io sono una cittadina che paga i rifiuti. La Gema davanti a casa mia non passa, non viene a raccogliere i rifiuti. Cosa devo fare, signor Sindaco? Ho fatto tanti appelli, li ho chiamati, tempestati di telefonate, di messaggi, di fotografie della spazzatura, ma loro non vengono, non mi ascoltano. Purtroppo la spazzatura la raccolgono solamente in via della Regione. Come mai qua in via Calliope non passano mai? La bomba ecologica di Fondo Romeo è purtroppo conosciuta dall'amministrazione Trantino. Dopo i nostri servizi denuncia, il 30 ottobre scorso era stato effettuato un maxi intervento di bonifica. Oggi la situazione è tornata come prima, anzi peggio di prima. A Catania è in corso la rimozione di 48 relitti tra barche e pescherecci rimasti abbandonati nel porto. 14 sono già stati eliminati. L'intervento, guidato dall'autorità portuale, prevede l'impiego di gru, sommozzatori e un monitoraggio ambientale continuo. L'obiettivo è riqualificare lo scalo, tutelare l'ambiente marino e migliorare la sicurezza. Un piano simile è in preparazione anche per il porto di Augusta. Siamo adesso agli spettacoli. Alla Valle dei Templi di Agrigento il sorgere del sole ha fatto da cornice allo spettacolo Il risveglio degli dei. Davide Sardo.
Un'alba carica di suggestione ha accolto nella Valle dei Templi di Agrigento lo spettacolo multimediale Il risveglio degli dei, firmato da Savatteri Produzioni. Alle prime luci del giorno, davanti al Tempio della Concordia, la magia del mito si è fusa con la forza della natura. Luci, musiche e narrazione hanno accompagnato il sorgere del sole, trasformando l'area archeologica in un palcoscenico a cielo aperto. Tra proiezioni, coreografie e scenografie evocative, divinità e figure mitologiche hanno preso vita restituendo al pubblico l'atmosfera della grande Akragas. Un'esperienza unica che unisce tecnologia e tradizione e che ha coinvolto centinaia di spettatori, turisti e cittadini emozionati di fronte alla bellezza senza tempo della Valle dei Templi. Perseveranza, regalità, modernità, eleganza. Con il risveglio degli dei la Valle non è solo custode di memorie antiche e patrimonio dell'umanità, ma anche spazio vivo, capace di rigenerarsi e di raccontarsi attraverso linguaggi contemporanei che esaltano la sua eterna sacralità. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, poi torniamo con una ricca pagina sportiva a partire dai 6 gol di esordio del Catania. Tra poco. Siamo al calcio, 6 gol all'esordio per il Catania che stravince con il Foggia. Marco Carli. 6-0. Il Catania domina l'esordio con il malcapitato Foggia. Sul risultato pesa l'inesperienza della squadra avversaria, composta da molti giovani che non possono opporre resistenza. Ma il sentore del possibile Catania che verrà c'è stato, in attesa di avversari di maggior calibro e dell'ultima settimana di mercato. L'alternativa sulla tre quarti, per esempio, Jimenez, Cicerelli, Stoppa, D'Ausilio, sono un lusso. Oppure la forza degli esterni. Casasola si inserisce, si rende pericoloso e ispira, come nel primo gol. Su il lancio per Jimenez, rigore e gol di Cicerelli che parte da dove aveva finito a terra. L'esterno destro ispira anche Donnarumma per il secondo gol, da quarto a quarto, tutto bello e tutto facile, come lo stacco di Gherardi che vale il 3-0 e la partita in ghiaccio dopo mezz'ora. Forte su rigore, da lui procurato dopo assist del solito Casasola, completa il poker a fine primo tempo. Nella ripresa, altre iniezioni di qualità, D'Ausilio lotta, pressa, corre, finta e inventa una bordata sotto la traversa. Poi Lunetta chiude il set dopo una fantastica rovesciata di Raimo. Toscano applaude, stigmatizza alcuni errori che ci sono comunque stati e pensa al prossimo avversario con il mercato di mezzo. Non devi andare a prendere calciatori svincolati, ma calciatori di proprietà di un altro club che magari aspetteranno gli ultimi giorni per dare via i loro giocatori. Poi abbiamo il responso definitivo di Tacchio e vedremo dove intervenire. Una variabile è la situazione di Tacchio, ma il Catania vuole inserire un altro centrocampista. Indispensabili però le partenze per fare spazio in lista, risoluzione per Marsura. E poi la punta, l'allenatore del Potenza blinda a parole Caturano. Il Catania attende, resta sul pezzo, ma sonda le alternative. Nel frattempo, a proposito di attaccanti, Forte crede nel suo rilancio, il rossazzurro. È stato da brividi per me questo esordio perché sono rimasto veramente impressionato e adesso sta a noi meritarci tutto questo. Esordio con un pari per il Trapani che a Casarano ha rischiato grosso. Cammarasana. Al Capozza di Casarano il Trapani strappa un punto che vale oro visto l'andamento della partita, risultato determinato da 4 interventi risolutivi del portiere granata Galeotti, decisamente il migliore dei suoi, e dall'imprecisione sotto porta degli avanti del Casarano, che ha avuto una decina di occasioni per portarsi in vantaggio. I Granata hanno iniziato col piede giusto, subito pericolosi al quarto con un sinistro di Fischhaller parato da Chiorra, ma subito dopo hanno lasciato l'iniziativa al Casarano, nettamente superiore sul piano del gioco. La squadra pugliese ha sfiorato il gol al sesto, al 13° e al 27°, mentre al 29° è stato Galeotti ad opporsi ad una conclusione di Pinto. Ripresa sullo stesso cliché anche quando Aronica cambia modulo inserendo una punta in più. Galeotti deve rifugiarsi in angolo al 55° e al 64° su tiri di Chirico e Caiozzo, mentre al 65° gli dà una mano negro che salva sulla linea una conclusione debole di Marcore.
All'87esimo il Trapani fa sapere di essere vivo anche in attacco, va alla conclusione con Grandolfo, ma è fuori misura. All'88esimo il Caserano concretizza gli sforzi andando in gol con Zanavoni, ma l'arbitro annulla per un fallo dell'attaccante su Chiareghin. Il Trapani trova così un punto, ma dalla lezione di Caserano deve partire per trovare gioco e identità. Il Siracusa con tanti giovani stasera in una Rechi senza tifosi. Sentiamo Marco Petrolito. Cresce l'attesa in casa Siracusa con gli azzurri che questa sera esordiranno alla Rechi di Salerno da neopromossi nel campionato di Serie C e scenderanno in campo con un 4-3-1-2 con Tini e Di Paolo davanti e con mister Turati che avrà gli uomini contati dato che la società non ha ancora completato la rosa a sua disposizione. Ricordiamo che necessitano almeno altri 5 o 6 giocatori che dovrebbero arrivare in settimana. Il tecnico comunque ieri ha parlato della sfida con grande ottimismo, confidando nel coraggio e nella compattezza mostrata dai suoi giocatori nella sfida di Coppa Italia persa per 2-1 nei giorni scorsi a Foggia. Andiamo già dalla prima giornata ad affrontare una squadra che fino a 2 anni fa calcava campi di Serie A, che ha calciatori veramente importanti sia per la categoria che anche per categorie superiori. Hanno, se non sbaglio, l'attaccante che ha anche militato in nazionale, e dal canto nostro abbiamo fatto tutto quello che potevamo nelle ultime settimane, soprattutto per raggiungere un numero di calciatori sufficiente per affrontare la gara con uno spirito battagliero e con la voglia perlomeno di dare molto fastidio all'avversario. La gara, lo ricordiamo, prenderà il via alle 21, verrà diretta dal fischietto della sezione di Terni Marco Di Loreto. A coadiuvarlo saranno gli assistenti della sezione di Lanciano Alessio Miccoli Oella e Giuseppe Bosco. Assenti certi per il Siracusa gli squalificati Guadagni e Damian. Il Palermo si gode il successo sulla Reggiana, ma è già tempo di pensare al prossimo match. Il Palermo ha già risposto presente al primo appello del campionato, un 2-1, quello maturato contro la Reggiana, che ha evidenziato il buon stato di forma della compagine rosanero. Il Palermo, oltre ad avere vinto e giocato bene, ha anche maturato una serie di palle gol. Insomma, il bottino poteva certamente essere più rotondo, ma a Pippo Inzaghi va bene così. Del resto è ancora calcio d'agosto. Tra le note positive del Barbera c'è sicuramente Nicolò Pierozzi, assist man per il gol di Poyampalo e poi decisivo con la sua rete nella ripresa. Personalmente per il gol, per l'assist sono veramente molto contento, ma sono soprattutto contento per questi 3 punti che ci danno uno slancio iniziale importante, perché abbiamo fatto un precampionato importante, abbiamo sudato tanto, si può dire, abbiamo veramente corso e faticato, quindi ce lo meritiamo. Abbiamo fatto poi un proseguo della gara della Coppa Italia, quindi diamo fiducia a noi stessi, alla gente, quindi benissimo così. Prossimo step, sabato sera il Palermo affronterà il Barbera il Frosinone, che ieri sera ha sconfitto per 2-0 l'Avellino. Inzaghi dovrà ancora sciogliere il nodo portiere. Da oggi infatti sarà a disposizione Joronen, che insidierà Bardi per il ruolo di titolare. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso ad Anteprima Corner condotto da Angelo Gagliano. Grazie a tutti, un buon pomeriggio.